Prova, prova. Si sente?
Bene signori, buongiorno a tutti e benvenuti in quest'Aula. Iniziamo quindi i lavori e diamo inizio alla prima seduta del Consiglio regionale del Veneto della XII legislatura. Approfittando un attimo della congiunzione astrale della mia presenza qui, visto che sono il decano, oltre a fare proprio l'augurio a tutti quanti di una proficua attività a favore di questa assemblea e del popolo veneto, alcune considerazioni lunghe 35 minuti circa, no, non prendete paura insomma, per dire che l'impegno che abbiamo tutti è quello di dare una dimostrazione alla gente per capire che si può invertire questa assenza dal voto, che è un elemento di cui dobbiamo tutti tener conto, su cui dobbiamo tutti lavorare per cercare di recuperare quella frattura che si è creata in maniera pesante tra i cittadini e chi fa la politica. Ovviamente l'impegno è di tutti, qui non si tratta di ricercare colpe, ma veramente di fare uno sforzo per portare avanti in modo che i cittadini ricomprendano il valore della politica, che alla fine deve essere quella che guida le scelte migliori, ovviamente nella libertà e nell'indipendenza di ciascuno di noi, per portare avanti una comunità delle dimensioni come questa veneta. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del regolamento consiliare, comunico la composizione del Consiglio regionale a seguito della proclamazione effettuata dal competente ufficio elettorale, come da verbale della Corte d'Appello del giorno venerdì 5 dicembre 2025. Alberto Stefani, presidente eletto. Giovanni Manildo, candidato presidente con numero di voti immediatamente inferiore al candidato proclamato presidente. Consiglieri: Flavio Baldan, Movimento 5 Stelle, Venezia. Riccardo Barbisan, Lega Liga Veneta Stefani, presidente, Treviso. Giorgia Bedin, Lega Liga Veneta Stefani, presidente, Padova. Laura Besio, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Venezia. Alessia Bevilacqua, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Vicenza. Anna Maria Bigon, Partito Democratico, Manildo, presidente, Verona. Dario Bond, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Belluno. Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Treviso. Sonia Brescaccin, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Treviso. Francesco Calzavara, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Venezia. Rossella Cendron, Le Civiche Venete per Manildo, presidente, Treviso. Rosanna Conte, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Venezia. Cristiano Corazzari, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Rovigo. Carlo Cunegato, Alleanza Verdi e Sinistra, Vicenza. Antonio Marco Dalla Pozza, Partito Democratico, Manildo, presidente, Vicenza. Elisa De Berti, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Verona. Alessandro Del Bianco, Partito Democratico, Manildo, presidente, Belluno. Paolo Galeano, Partito Democratico, Manildo, presidente, Treviso. Filippo Giacinti, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Padova. Manuela Lanzarin, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Vicenza. Anna Leso, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Verona. Davide Lovat, Szumski Resistere Veneto, Vicenza. Chiara Luisetto, Partito Democratico, Manildo, presidente, Vicenza. Jacopo Maltauro, Forza Italia, Berlusconi, Autonomia per il Veneto, Vicenza. Valeria Mantovan, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Rovigo. Roberto Marcato, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Padova. Andrea Michalizzi, Partito Democratico, Manildo, presidente, Padova. Jonathan Montanariello, Partito Democratico, Manildo, presidente, Venezia. Alessio Morosin, Liga Veneta, Repubblica, Padova. Eleonora Mosco, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Padova. Elena Ostanel, Alleanza Verdi e Sinistra, Padova. Eric Pasqualon, Unione di Centro, Padova. Luca Spavanetto, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Venezia. Matteo Pressi, Lega, Liga Veneta, Stefani, presidente, Verona.
Filippo Rigo, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Verona. Nicolò Maria Rocco, Uniti per Manildo, Presidente, Treviso. Paola Roma, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Treviso. Francesco Rucco, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Vicenza. Diego Ruzza, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Verona. Monica Sambo, Partito Democratico, Manildo, Presidente, Venezia. Riccardo Szumski, Szumski Resistere Veneto, Treviso. Andrea Tomaello, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Venezia. Flavio Tosi, Forza Italia, Berlusconi, Autonomia per il Veneto, Verona. Giampaolo Trevisi, Partito Democratico, Manildo, Presidente, Verona. Stefano Valdegamberi, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Verona. Elisa Venturini, Forza Italia, Berlusconi, Autonomia per il Veneto, Padova. Roberta Vianello, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Venezia. Luca Zaia, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Treviso. Marco Zecchinato, Lega, Liga Veneta, Stefani, Presidente, Vicenza. Mi pare che siamo a posto. Con nota protocollo numero 16206 del 13 dicembre 2025, il consigliere eletto Flavio Tosi ha comunicato la propria rinuncia alla carica di consigliere regionale. Dal verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verona relativo alla circoscrizione elettorale medesima per la lista provinciale numero 11 avente come contrassegno Forza Italia, risulta primo dei non eletti il dottor Alberto Bozza. Si proclama eletto quale subentrante il consigliere Alberto Bozza ai sensi dell'articolo 3,3 del regolamento e dell'articolo 23,1 della legge regionale numero 5 2012, norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e successive modifiche. Punto 2, passiamo ora, elezione del Presidente del Consiglio regionale, che a norma dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento avverrà a scrutinio segreto con schede. Qualche consigliere vuole proporre dei nominativi? Consigliere Barbisan. Grazie Presidente. A nome di tutti i gruppi di maggioranza abbiamo il piacere di proporre il nome del consigliere Luca Zaia. Grazie. In questo primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio, 34 voti. Conformemente alla prassi relativa alle precedenti votazioni, la chiamata sarà effettuata secondo l'ordine alfabetico. Invito al mio fianco per svolgere le funzioni di segretari i due consiglieri più giovani, Jacopo Maltauro e Matteo Pressi. Chiedo ai commessi di distribuire le schede di votazione. Per agevolare le operazioni di voto, invito ciascun consigliere ad avvicinarsi al banco della Presidenza seguendo il proprio turno di votazione per depositare la scheda nell'apposita urna. E quindi
Faccio io il primo. Signori, le schede sono state consegnate tutte, mi sembra. Indico la votazione per il primo scrutinio per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale. Invito quindi il consigliere segretario Jacopo Maltauro ad effettuare la prima chiamata e, se ce ne fosse necessità, anche la seconda. Al termine delle chiamate lo spoglio delle schede avverrà subito dopo in seduta pubblica. Baldan Flavio. Baldan ha votato. Barbisan Riccardo. Barbisan ha votato. Bedin Giorgia. Bedin ha votato. Besio Laura. Besio ha votato. Bevilacqua Alessia. Bevilacqua ha votato. Bigon Anna Maria. Bigon ha votato. Bond Dario. Bond ha votato. Borgia Claudio. Borgia ha votato. Bozza Alberto. Bozza ha votato. Brescacin Sonia. Brescacin ha votato. Calzavara Francesco. Calzavara ha votato. Cendron Rossella. Cendron ha votato. Conte Rosanna. Conte ha votato. Corazzari Cristiano. Corazzari ha votato. Cunegato Carlo. Cunegato ha votato. Dalla Pozza Antonio Marco. Dalla Pozza ha votato. De Berti Elisa. De Berti ha votato. Del Bianco Alessandro. Del Bianco ha votato. Galeano Paolo. Galeano ha votato. Giacinti Filippo. Giacinti ha votato. Lanzarin Manuela. Lanzarin ha votato. Leso Anna. Leso ha votato.
Lovat Davide, Lovat ha votato. Luisetto Chiara, Luisetto ha votato. Maltauro Jacopo, Maltauro ha votato. Manildo Giovanni, Manildo ha votato. Mantovan Valeria, Mantovan ha votato. Marcato Roberto, Marcato ha votato. Michalizzi Andrea, Michalizzi ha votato. Montanariello Jonathan, Montanariello ha votato. Morosin Alessio, Morosin ha votato. Mosco Eleonora, Mosco ha votato. Ostanel Elena, Ostanella ha votato. Pasqualon Eric, Pasqualone ha votato. Pavanetto Lucas, Pavanetto ha votato. Pressi Matteo, Pressi ha votato. Rigo Filippo, Rigo ha votato. Rocco Nicolò Maria, Rocco ha votato. Roma Paola, Roma ha votato. Rucco Francesco, Rucco ha votato. Ruzza Diego, Ruzza ha votato. Sambo Monica, Sambo ha votato. Stefani Alberto, Stefani ha votato. Zumski Riccardo, Szumski ha votato. Tomaello Andrea, Tomaello ha votato. Trevisi Giampaolo,
Trevisi ha votato. Valdegamberi Stefano, Valdegamberi ha votato. Venturini Elisa, Venturini ha votato. Vianello Roberta, Vianello ha votato. Zaia Luca, Zaia ha votato. Zecchinato Marco, Zecchinato ha votato. hanno votato tutti i presenti, quindi si può procedere allo scrutinio. Legge. Luca Zaia. Zaia Luca. Zaia Luca. Luca Zaia. Luca Bianca. Bianca. Luca Zaia. Luca Zaia. Luca Zaia. Luca Zaia. Bianca. 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 Luca Zaia. Zaia Luca. Zaia Luca. Bianca. 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 Luca Zaia. Luca Zaia. Bianca. Zaia Luca. Bianca. Zaia Luca. Zaia Luca. Luca Zaia. Luca Zaia. Bianca. Luca Zaia. Bianca. Zaia Luca. Bianca.
Luca Zaia, Zaia Luca, Bianca, Luca Zaia, Bianca, Bianca, Zaia Luca, Luca Zaia, Luca Zaia, Zaia Luca, Bianca, Luca Zaia, Zaia Luca, Luca Zaia, Luca Zaia, questa la lascio. Prego, Presidente. Il risultato della votazione, elezione del Presidente del Consiglio regionale. Votanti 51, presenti 51 e 51 votanti, astenuti 0, schede bianche 17, schede nulle 0, ha ottenuto voti Luca Zaia 34 e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Ecco qua. Invito il Presidente a prendere posto. Questo lo lascio tutto qua. Sì, sì. Grazie. No, grazie, figuri. Sì, grazie. No, buongiorno a tutti innanzitutto. Non nego che intervengo anche con un po' di emozione, nel senso che per me anche questa è una nuova esperienza. Do anch'io il benvenuto, intanto ringrazio il Presidente pro tempore Sumsky che ha aperto questo Consiglio regionale per questa nuova 12ª legislatura. E poi volevo ringraziare e dare il benvenuto a tutti voi, ringraziare il gruppo di maggioranza che ha voluto chiedermi la disponibilità per condurre, diciamo, questo Consiglio. Penso di poter portare un'esperienza che è unica. Io ho fatto 15 anni e 7 mesi di amministrazione e quindi le dinamiche di questa regione penso di conoscerle sufficientemente bene. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti voi, perché poi i lavori di Consiglio per me sono una novità, soprattutto da questa parte del banco, ma è altrettanto vero che mi sento fino in fondo la responsabilità di un mandato che la comunità ci dà, no? A prescindere, lo diceva forse anche il Presidente del Sumsky prima,
a prescindere dal fatto che poi si possa avere una casacca politica. I cittadini hanno legittime aspettative rispetto a quello che è l'Assemblea legislativa del Veneto, il Consiglio regionale. Tutti noi abbiamo questa responsabilità di produrre leggi, di verificarle, di approfondirle, di emendarle, di fare in modo che si possano, diciamo, fare le leggi migliori per dare poi strumento al Presidente Stefani e alla propria Giunta di renderle esecutive, ma anche di pensare nel momento in cui le approviamo che condizioneremo, miglioreremo, io spero, la vita dei veneti nella direzione giusta facendo queste leggi. Veramente io vi ringrazio. E quindi un ringraziamento alla maggioranza, augurando buon lavoro anche agli assessori, alcuni sono qui, diciamo, tra i banchi dei consiglieri, e auguro ovviamente buon lavoro a tutta la squadra di giunta del Presidente Stefani. Auguro buon lavoro ovviamente alle minoranze, all'opposizione, adesso non vorrei offendere, cioè, definiremo poi quale sarà la dizione più corretta da utilizzare. Vi posso tranquillizzare, ho vissuto momenti migliori, ne ho vissuti anche di peggiori, nel senso che anch'io ho fatto il consigliere di opposizione e quindi so quali siano le dinamiche anche dell'opposizione. Però voglio anche dirvi una cosa, ne discutevo con il Presidente Stefani, nel momento in cui, dicevo al Presidente, in questi giorni ci fosse stata la possibilità di fare Presidente, avrei voluto anche inaugurare un nuovo corso. E il nuovo corso è quello di immaginare che questo Presidente, che questa Presidenza, io spero che poi diventi, diciamo, consuetudine, che questa nuova Presidenza possa veramente dichiararsi terza rispetto al dibattito, in modo tale che ci sia anche la tranquillità di essere accompagnati in un percorso che a volte non sarà facile, perché è inevitabile, alcune volte, diciamo, il confronto è un confronto serrato, sano, democratico, ma è ovvio che la figura terza del Presidente è figura di garanzia. E quindi vi annuncio già che io non voterò nessun provvedimento. E quindi questo penso sarà di garanzia per tutti i consiglieri, per tutti coloro che promuoveranno iniziative legislative, mutuando anche quell'esperienza nazionale del Presidente della Camera e del Presidente del Senato che non votano i provvedimenti. Ci sono pochissime regioni dove questo accade, forse si contano sulle dita di una mano, ma ancora una volta il Veneto deve essere in prima linea. Quindi vi ringrazio, nell'attesa poi di convocare, adesso io non me ne intendo di queste robe, mi spiegheranno come funziona, e ringrazio il segretario Valente, però nell'attesa appunto di ospitare il Presidente Stefani per la presentazione della Giunta, noi adesso penso abbiamo qualche adempimento ancora da fare. Votare i vicepresidenti, e vi do già un mandato di farmi foglie con i caratteri più grandi, io non ci leggo più. E quindi diamo corso alla seconda deliberazione di questo nuovo Consiglio per l'elezione dei nuovi 2 vicepresidenti. Allora, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, elezione dei 2 vicepresidenti. No, scusate, vi prego di accettare questi errori nella conduzione iniziale, ma poi alla fine imparo velocemente, no? Non preoccupatevi. Prego? No, voi pensate ad arrivare puntuali, poi vedrete che faremo grandi robe. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, elezione dei 2 vicepresidenti del Consiglio regionale, che a norma dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 5 del regolamento avverrà a scrutinio segreto con schede, con voto limitato a 1, cioè ogni consigliere indica un solo nominativo. Risulteranno eletti vicepresidenti i consiglieri che otterranno il numero maggiore di voti, tenendo conto che, essendo il presidente eletto espressione di una lista elettorale di maggioranza, uno dei vicepresidenti deve comunque essere espressione di una lista elettorale di minoranza. Qualche consigliere vuole proporre dei nominativi? Prego, consigliere Borgia. Anche qui perdonatemi se non ricordo tutti i vostri nomi. Buongiorno a tutti i colleghi, buongiorno Presidente, congratulazioni per l'elezione. Sono a proporre per il gruppo di maggioranza il consigliere regionale Francesco Rucco. Prego, consigliere Manildo. L'elezione, saluto il Presidente Stefani e tutti i consiglieri, auguro a noi tutti buon lavoro. Penso che sia importante, anche dall'intervento del Presidente Zaia,
cercare di instaurare un clima in cui questo possa diventare un consesso dove fare veramente dei provvedimenti che rilancino e facciano bene al nostro Veneto. L'opposizione sarà assolutamente coesa e pronta e attenta a tutte le sfide che potremo insieme fare. A nome dei consiglieri di minoranza indico come candidato alla vicepresidenza il consigliere Andrea Michalizzi. Grazie. Altre proposte? Altri interventi? Beh, passiamo al voto. Cosa? Allora, scusate, anche qui vi ricordo che ci sono 2 chiamate eventuali. Adesso do incarico al consigliere Pressi, se le schede sono state distribuite, per iniziare per la chiamata. Perfetto, se siete pronti il consigliere Pressi va alla chiama. Prego. Buongiorno a tutti. Baldan. Baldan ha votato. Barbisan. Barbisan ha votato. Bedin. Bedin ha votato. Besio. Besio ha votato. Bevilacqua. Bevilacqua ha votato. Bigon. Bigon ha votato. Bond. Bond ha votato. Borgia. Borgia ha votato. Bozza. Bozza ha votato. Brescacin. Brescacin ha votato. Calzavara. Calzavara ha votato. Cendron. Cendron ha votato. Conte.
Conte ha votato. Corazzari, Corazzari ha votato. Cunegato, Cunegato ha votato. Dalla Pozza, Dalla Pozza ha votato. De Berti, De Berti ha votato. Del Bianco, Del Bianco ha votato. Galeano, Galeano ha votato. Giacinti, Giacinti ha votato. Lanzarin, Lanzarin ha votato. Leso, Leso ha votato. Lovat, Lovat ha votato. Luisetto, Luisetto ha votato. Maltauro, Maltauro ha votato. Manildo, Manildo ha votato. Mantovan, Mantovano ha votato. Marcato, Marcato ha votato. Michalizzi, Michalizzi ha votato. Montanariello, Montanariello ha votato. Morosin, Morosin ha votato. Mosco, Mosco ha votato. Ostanel, Ostanella ha votato. Pasqualon, grazie. Pasqualone ha votato. Pavanetto, Pavanetto ha votato. Pressi. Pressi ha votato. Rigo, Rigo ha votato. Rocco, Rocco ha votato. Roma, Roma ha votato. Rucco, Rucco ha votato. Ruzza,
Peruzza ha votato. Sambo. Sambo ha votato. Grazie. Stefani. Stefani ha votato. Szumski. Szumski ha votato. Tomaello. Tomaello ha votato. Trevisi. Trevisi ha votato. Valdegamberi. Valdegamberi ha votato. Venturini. Venturini ha votato. Vianello. Scusa Luca. Vianello ha votato. Zaia. Zaia ha votato. Zecchinato. Zecchinato ha votato. Raccogliamo l'urna, procediamo allo spoglio. Rucco. Rucco Francesco. Rucco. Francesco Rucco. Rucco. Francesco Rucco. Michalizzi. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi. Rucco. Rucco. Francesco Rucco. Rucco. Francesco Rucco. Andrea Michalizzi. Rucco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Andrea Michalizzi. Rucco. Rucco. Andrea Michalizzi. Francesco Rucco. Michalizzi. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi. Rucco. Francesco Rucco. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi. Rucco. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi.
Consigliere Montanariello, Francesco Rucco. Francesco Rucco. No, siamo in fase di spoglio, non parlate. Grazie, scusate. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi. Andrea Michalizzi. Rucco Francesco. Rucco Francesco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Rucco. Andrea Michalizzi. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Francesco Rucco. Andrea Michalizzi. Rucco. Fine. Contiamo i voti. Tanto abbiamo una certezza che i due ci sono. Per favore ricontali questi? No, ricontali. Ricontateli. Contiamo anche questi? No, ma siamo a posto perché abbiamo per differenza. Bene, ho l'esito della votazione. Allora il consigliere Rucco ha avuto 34 voti e il consigliere Michalizzi 17 voti. Quindi risultano quindi eletti il consigliere Rucco e il consigliere Michalizzi. Prego, accomodatevi. Grazie. Ringraziamo. Loro restano? Perfetto. Allora, fate posto al vicepresidente Rucco, al vicepresidente Michalizzi. Consigliere Maltauro, lasciamo posto al vicepresidente. Sì, grazie. Sì, sì. Adesso cosa abbiamo? Sì. Grazie, benvenuti e buon lavoro. Ti do la mano. Prego. Elezione dei segretari del Consiglio regionale, quarto punto. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, elezione dei due consiglieri segretari del Consiglio regionale, che a norma dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 5 del regolamento avverrà a scrutinio segreto, per favore, con schede, con voto limitato a uno, cioè ogni consigliere indica un solo nominativo. Risulteranno eletti due consiglieri segretari che otterranno il maggior numero di voti, tenendo conto che uno dei consiglieri segretari deve essere comunque espressione di una lista elettorale di minoranza. Qualche consigliere vuole proporre dei nominativi? Prego. Grazie Presidente, ovviamente nel congratularmi per la sua elezione dei due colleghi vice, saluto anche il Presidente Stefani
e propongo per la maggioranza il nome di Jacopo Maltauro. Bene, altre proposte? Consigliere Manildo. Pongo per i consiglieri di minoranza la consigliere Anna Maria Bigon. Perfetto. Altre proposte? Non è scontato che siano solo due. Posto? Bene. A questo punto procediamo con la consegna delle schede. Grazie. Questo te lo lascio. Sì, consigliere Maltauro in qualità di segretario procede alla chiama, prego. Procedo. Flavio. Barbisan Riccardo. Baldan ha votato. Barbisan ha votato. Bedin Giorgia. Bedin ha votato. Besio Laura. Besio ha votato. Bevilacqua Alessia. Bevilacqua ha votato. Bigon Anna Maria. Bigon ha votato. Bond Dario. Bond ha votato. Borgia Claudio. Borgia ha votato. Bozza Alberto. Bozza ha votato. Brescacin Sonia. Brescacin ha votato. Calzavara Francesco. Calzavara ha votato. Cendron Rossella. Cendron ha votato. Conte Rosanna. Conte ha votato. Corazzari Cristiano. Corazzari ha votato. Cunegato Carlo. Cunegato ha votato. Dalla Pozza Antonio Marco. Dalla Pozza ha votato. De Berti Elisa. De Berti ha votato. Del Bianco Alessandro. Del Bianco ha votato. Galeano Paolo. Galeano ha votato. Giacinti Filippo. Giacinti ha votato. Lanzarin Manuela. Lanzarin ha votato. Leso Anna.
Leso ha votato. Lovat Davide, Lovat ha Luisetto votato. Chiara, Luisetto ha votato. Maltauro Jacopo, Maltauro ha votato. Manildo Giovanni, Manildo ha votato. Mantovan Valeria, Mantovan ha votato. Marcato Roberto, Marcato ha votato. Michalizzi Andrea, Michalizzi ha votato. Montanariello Jonathan, Montanariello ha votato. Morosin Alessio, Morosin ha votato. Mosco Eleonora, Mosco ha votato. Ostanel Elena, Ostanel ha votato. Pasqualon Eric, Pasqualon ha votato. Pavanetto Lucas, Pavanetto ha votato. Pressi Matteo, Pressi ha votato. Rigo Filippo, Rigo ha votato. Rocco Nicola Maria, Rocco ha votato. Roma Paola, Roma ha votato. Rucco Francesco, Rucco ha votato. Luzza Diego, Ruzza ha votato. Sambo Monica, Sambo ha votato. Stefani Alberto, Stefani ha votato. Sciumuschi Riccardo, Szumski ha votato. Tomello Andrea, Tomaello ha votato. Trevisi Giampaolo, Trevisi ha votato. Valdegamberi Stefano, Valdegamberi ha votato. Venturini Elisa, Venturini ha votato. Vianello Roberta, Vianello ha votato. Zaia Luca,
Zaia ha votato. Zecchinato Marco. Hanno votato tutti i presenti, Zecchinato ha votato. quindi direi di procedere allo spoglio. Sì, deleghiamo. Vai. Jacopo Maltauro. 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 Jacopo Maltauro. Maltauro. Bigon. Maltauro. Anna Maria Bigon. Bigon. Maltauro. Bigon. Maltauro. 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 Anna Maria Bigon. Bigon. Jacopo Maltauro. Anna Maria Bigon. Jacopo Maltauro. Bigon. Maltauro. 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 Anna Maria Bigon. Bigon. Maltauro. Jacopo Maltauro. Jacopo Maltauro. Maltauro. Anna Maria Bigon. Jacopo Maltauro. Maltauro. Anna Maria Bigon. Maltauro. Maltauro. Anna Maria Bigon. Bigon. Jacopo Maltauro. 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 Jacopo Maltauro. Anna Maria Bigon. Maltauro. Jacopo Maltauro. Jacopo Maltauro. Maltauro. Jacopo Maltauro. Jacopo Maltauro. Anna Maria Bigon. Anna Maria Bigon. Se potete contare le schede velocemente. Tu ce l'hai, non ce l'hai, eccolo. Grazie. Perfetto. Dai Jacopo. È giovane, deve correre di più. Grazie. Allora, sono eletti come in qualità di segretario il consigliere Maltauro con 34 voti e la consigliera Bigon con 17 voti.
Chiedo alla consigliera Bigon di accomodarsi qui al tavolo. Bene, ancora un attimo di attenzione, il Presidente Stefani chiede di intervenire. Scusate, prego, prego Presidente. Grazie Presidente, nel congratularmi con gli eletti di oggi, nel salutare tutti i colleghi consiglieri, in particolar modo Giovanni e Riccardo con cui ho avuto modo di confrontarmi in questa sfida elettorale, sono a chiedere ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale la convocazione d'urgenza del Consiglio regionale per la comunicazione della Giunta regionale per l'illustrazione del programma di governo per la 12ª legislatura. Grazie. Grazie Presidente, il Consiglio è chiuso. Buona serata. No, scusate, l'ufficio del Presidente. Convochiamo l'ufficio di Presidenza. Venite su.